Dovrebbero essere state messe su dei posti anche che potrebbero intralciare la sicurezza e pertanto abbiamo optato per questa ordinanza. Addio le bancarelle della Sagra di San Rocco, almeno a Gaiarine, dove il sindaco ha applicato le disposizioni sulla sicurezza emanate dalla prefettura. Quindi niente chioschi viaggianti con lo zucchero filato, le crepe o le frittelle, ma anche quelli dei panini caldi che ora si chiama street food. Ma soprattutto vietatissimi petardi, fuochi artificiali o razzi, oltre alla distribuzione di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, sia fuori in strada che dentro i locali del paese. Solo bicchieri di carta o plastica con le bottigliette rigorosamente senza tappo. Una situazione simile a quando si va allo stadio, borbotta più di qualcuno in paese, quasi ci si aspettasse l'invasione degli ultras, quando da queste parti non è mai accaduto nulla. Ma il sindaco è categorico, con la previsione del passaggio di migliaia di persone e dopo quanto visto a giugno in piazza San Carlo a Torino, la responsabilità di mettere chioschi e casette lui non se la prende. Se poi diciamo il comitato Sarocco, festeggiamenti di Sarocco nel loro spazio vogliono metterle, responsabilità è loro. No?